Attraversata dal Canal Bianco, Adria è ritenuta fin dall'antichità la città che ha dato il nome al mare Adriatico. Una città che conserva un patrimonio storico-culturale, eredità delle civiltà che qui si sono insediate sulla rotta del mare Adriatico. Nel Museo Archeologico Nazionale sono custoditi reperti archeologici greci, etruschi, romani. I reperti sono appartenuti alla famiglia Bocchi o rinvenuti durante scavi archeologici nelle necropoli del Canal Bianco, come la tomba della Biga del III secolo a.C. Prestigiose le mostre organizzate annualmente negli spazi del Museo Archeologico di Adria. Nell'archivio storico del Comune di Adria è possibile consultare documenti storici del territorio adriese, epistolari, stampe, mappe e archivi notarili. Nell'archivio storico vengono conservati i testi di un illustre adriese, Luigi Grotto, detto il Cieco, 1541-1585. Scrittore, poeta, oratore per conto della città di Adria. Scrisse commedie, tragedie e 3 favole pastorali. Le sue opere furono tradotte in Francia e Inghilterra. Altro illustre poeta, Marino Marin, 1860-1951. La sua casa è divenuta sede di conferenze e cerimonie civili. La cattedrale di Adria, eretta tra la fine del 1700 a inizio 1800, è dedicata ai santi apostoli Pietro e Paolo. Di fattura bizantina il bassorilievo copto che ritrae la Madonna con Bambino e gli arcangeli Michele e Gabriele. Al fianco ovest la chiesa di San Giovanni con la cosiddetta cripta del IX secolo d.C., dove si distinguono sulla parete le immagini di 6 apostoli di chiara impronta tardo-bizantina. Il Museo della Cattedrale di Adria, inaugurato nel 2015, raccoglie documenti, paramenti sacri, strumenti liturgici, sculture e dipinti
appartenenti alla diocesi di Adria. L'archivio e la biblioteca capitolare raccolgono un patrimonio di testi antichi di contenuto teologico, appartenuti alla sede vescovile. Oltre 20.000 i volumi catalogati in cinquecentine, seicentine e volumi dal XVIII al XX secolo. La Basilica di Santa Maria Assunta della Tomba fu consacrata nel 1784. Conserva al suo interno un battistero di epoca medievale. Nella cappella laterale, da attribuire al maestro del monumento Fava, l'altorilievo in terracotta quattrocentesca, Dormitio Virginis. 2 leoni di bronzo e la scultura della vittoria sul reggibandiera, opera di Gaetano Samoggia. Così si presenta la facciata della chiesa di San Nicola da Tolentino, lungo Corso Vittorio Emanuele. Il sarcofago calcareo è di epoca romana. Dal 1931 è monumento ai caduti delle guerre. Alla Fondazione Carlo Bocchi da visitare una collezione di stampe di scuola italiana, francese, tedesca e fiamminga, dal XVI al XIX secolo. Presso la Fondazione Bocchi anche il MAD, un museo che ospita mostre temporanee di arte moderna e contemporanea. Le strutture tecnologiche permettono la visione virtuale dei quadri e del patrimonio culturale di proprietà dell'amministrazione comunale di Adria. Il Teatro Comunale di Adria fu inaugurato nel 1935 su progetto di Giovan Battista Scarpari. Ha ospitato stagioni liriche e teatrali di grande prestigio. Grandi nomi della lirica e grandi direttori d'orchestra hanno calcato questo palcoscenico. A lato del teatro, la Galleria degli Artisti, dove ammirare un antico organo del 1892.
Villa Mecenati ospita il prestigioso Conservatorio Statale di Musica Antonio Buzzolla. In ricordo della grande soprano Rosetta Pampanini, la ricostruzione del suo studio, il disco d'oro e il suo pianoforte. Nella biblioteca del Conservatorio custoditi libri e partiture musicali, oltre ad un'importante fonoteca. La città presenta scorci suggestivi: i giardini Scarpari, piazza Oberda, via Canareggio, dove Calli e Campielli ricordano il dominio della Serenissima, durato dal 1500 alla fine del 1700. Da pochi anni è stata ripresa la storica festa della Pensa, già sotto il dominio estense e poi con il dominio della Serenissima. Gli adriesi a fine giugno si ritrovavano in piazza alla presenza del podestà per festeggiare l'inizio dei raccolti. Sotto un grande pergolato si consumavano prodotti e pescato locali. Le giovani sfilavano in corteo con squilli di trombe. Da sempre, durante il settembre adriese, le manifestazioni sono incentrate sulla stagione lirica. Memorabili gli spettacoli sulla galleggiante. Adria, attimi di storia per una città dall'eterna bellezza.